Ma diciamo che è stato un weekend molto positivo, proprio perché, come ricordavi, la presenza di tantissima gente che ha visto le sue comunità attraversate dal Giro è stato un evento storico perché molte di queste comunità non venivano attraversate da tantissimi anni, c'è chi aspettava il Giro da più di 50 anni e chi addirittura da più di 100 anni come Trivignano Udinese, e quindi possiamo ben pensare che l'attraversamento della carovana ha portato sulle strade e sulle piazze molti motivi di festa, molti motivi di aggregazione, e questo ha fatto sì che ci sia stata veramente una partecipazione popolare sia nella tappa che da Treviso, con l'ingresso in Friuli a Cordovado e l'arrivo in piazza Transalpina a Gorizia il sabato 24, e sia soprattutto la partenza da Fiume Veneto il giorno successivo, ma anche sulle strade poi che hanno portato verso Pordenone, verso il Veneto e quindi verso Asiago. Tantissimi volontari che attraverso le associazioni combattentistiche o d'arma, insomma, si sono messe la pettorina gialla e tanto di bandierina lungo il percorso. Sì, sicuramente lo sciopero della protezione civile, a cui peraltro va la mia solidarietà, ci ha messo in seria difficoltà. Non era facile sostituire 300-400 persone nel giro di pochi giorni, ma attraverso le associazioni di ciclismo, le associazioni sportive, le Pro Loco, i donatori di sangue, le associazioni combattentistiche, in particolare gli alpini, e tante altre associazioni anche culturali che si sono messe a disposizione dell'organizzazione, siamo riusciti in questo intento ed è stato un vero successo di popolo anche per questo.